La Pedemontana va superata un altro ostacolo, quello dei ricorsi al TAR. Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Salini in Pregilo con intervento da Adiuvandum di Codacons e di alcuni privati contro Regione Veneto, Consorzio Stabile CIS e Superstrada Pedemontana Veneta. I giudici hanno respinto tutte le domande di condanna della Regione Veneto al risarcimento danni e hanno disposto che il ricorrente risarcisca alla Regione le spese di giustizia. Una sentenza che definisce con chiarezza come il percorso giuridico adottato per la realizzazione della infrastruttura sia stato corretto, dice il presidente del Veneto Luca Zaia. Ricordo che affrontando questo dossier abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, l'ANAC e l'Avvocatura dello Stato. Ho nominato commissario per l'opera il vice avvocato generale dello Stato, avvocato Marco Corsini, e abbiamo affrontato tutte le procedure in maniera legittima e trasparente. Ora il TAR riconosce la pulizia e la correttezza assoluta dei procedimenti adottati. Il TAR tuttavia non si è fermato alle questioni processuali, ma ha esaminato anche il merito della controversia, dando atto in modo analitico che le modifiche apportate alla concessione nel 2017 dalla Regione Veneto non comportano un nuovo equilibrio economico dell'operazione a favore della concessionaria, né una diversa allocazione dei rischi tra le parti. Secondo il TAR Veneto, inoltre, il terzo atto convenzionale ha avuto come effetto soltanto quello di contribuire a un chiaro equilibrio dell'allocazione dei rischi nell'ambito del rapporto concessorio esistente. L'allocazione del rischio della domanda sulla concedente è stato espressamente previsto e voluto proprio dall'ATI di cui la ricorrente era capogruppo e mandataria. La sentenza del TAR dà piena e integrale ragione alle tesi sempre sostenute dalla Regione in merito alla legittimità del terzo atto convenzionale, grazie al quale sono ripresi i lavori della Pedemontana, oltre ad affermare in più parti e per svariati motivi che in Pregilo è priva di interesse a contestare gli atti della Regione. Sono queste, infine, le parole del commissario Marco Corsini.